Per il TG Potom è ad Arfa la cesolina del convento che il pittore Giuliano Tenchini che ha fatto una bellissima mostra dei disegni e antiga che il insomma questa mostra. Mi è stato domandato di fare una mostra generale, un po' generale dei miei disegni, che spazia da caricature, proerbe, dialettali illustrati dall'Alcamonego, ritratti, paesaggi comuni. Un po' da tutto. Un po' da tutto. Praticamente un po' le opere che ho fatto negli ultimi 30 anni, ecco, diciamo se. Ma è tutte in bianco e nero o a colore? No, a colori, sono quasi tutte in bianco e nero i paesaggi, i ritratti, perché me che i fo con la matita o con la china o col carboncino. Perché carbonsì, matita e china sono di immediato risultato, sono facili da usare, da trasportare, mentre i color, in piastro bisogna tutta un'attrezzatura particolare per fare i loro color. A color ho fatto però i proverbi dialettali dell'Alcamonego, che io ho fatto a colore e dovrà la tempera, cioè io faccio a china prima e dopo io coloraccio con la tempera. La mostra è interessantissima, è una mostra di NID perché la rispecchia la realtà quotidiana, di tanti proverbi, di tante robe, di tanti disegni, per i P, per tutti, insomma, è una mostra adatta a un vasto pubblico, è molto interessante, è curiosa, è bellissima e fino a l'è detto, fino a 12 febbraio, per cui dice niente, ecco, e da chiedere alla cesolina da via Quarteroni andare per il TG Potom le tutte. Alla prossima volta, un ciao!